Ciao dal Muffa, il Museo delle Farfalle e delle Falene. Anche oggi vi farò vedere degli animali veramente spettacolari che fanno parte della nostra collezione. Sono tra le farfalle più ricercate, più ambite dai collezionisti. Perché? Perché oltre ad essere veramente molto belle, sono anche animali di solito rari, difficili da reperire. Sono le farfalle agrias del Centro e del Sud America. Una delle particolarità di questo genere è la velocità. Sono animali estremamente veloci. Infatti, come potete vedere, hanno un torace molto robusto, quindi con dei muscoli del volo estremamente potenti. Questo che cosa vuol dire? Che le agrias sono molto difficili da catturare, anche per i loro predatori. Solitamente gli uccelli, solamente gli uccelli riescono a volare, quindi catturare animali volanti come le farfalle. Un'ipotesi, sempre più avvalorata dalle osservazioni in natura, propone che i colori vistosi di queste specie siano in realtà un messaggio che dice ai predatori: attenzione, sono troppo veloce per essere catturata. Quindi una sorta di deterrente per scoraggiare i predatori che, una volta capito che la farfalla è troppo veloce, lasciano perdere per non perdere tempo ed energie. Una cosa notevole è che dove vivono queste agrias vivono anche farfalle di altre famiglie che hanno gli stessi colori, e qui abbiamo dei bellissimi esempi. Vi faccio vedere. Questa, che è una agrias beata, è molto simile a questa asterope, una farfalla che vive nelle stesse aree dove vive l'agrias, ma appartiene a una specie, ma addirittura a un genere diverso. Qua sotto abbiamo due esemplari montati al contrario, cioè visti ventralmente. In poche parole, qua vediamo i colori che in natura si vedono quando la farfalla ha le ali chiuse. Sono le stesse due specie, solo girate. Come vedete, anche la pagina inferiore delle ali è veramente simile tra queste due specie, che, come dicevo prima, non sono imparentate. Quindi questa convergenza verso questo tipo di colorazione ci dice una cosa: che queste specie hanno un vantaggio ad avere questo colore, ma un vantaggio nei confronti dei predatori. Questo tipo di mimetismo viene chiamato mimetismo evasivo, cioè esistono specie veloci, difficili da catturare, e i colori vengono a volte imitate da altre specie che magari non sono così veloci, oppure da altre specie che sono lo stesso veloci, ma sfruttano la cattiva fama della specie magari più numerosa. La stessa cosa possiamo vedere in questa specie di agrias. Come vedete, anche qui abbiamo un agrias e questa è una callicore, una specie in genere diversi. La colorazione però è alquanto simile. Anche se giriamo gli esemplari, vediamo la colorazione della pagina inferiore che è estremamente simile tra queste due specie. Un'altra particolarità delle agrias è che sono tra le poche specie di farfalle che si nutrono delle piante da cui si produce la cocaina, il genere Erythroxylum, che è molto diffuso in Centro e Sud America. Non è un caso che molte agrias provengano dalla Bolivia o dal Perù, quantomeno quelle che vedete qua. Qualcuno mi ha chiesto: è per questo che questa farfalla è così veloce? Ovviamente no. La farfalla si nutre di questa pianta, ma l'alcaloide, cocaina, non ha lo stesso effetto che ha magari sugli umani. E anche non chiedetemi se questa farfalla la si può comprare o quanto costa il grammo, perché non so se qualcuno ci abbia mai provato, ma sniffare un'agria spolverizzata comunque non avrebbe effetto. E poi c'è anche da dire un'altra cosa: sono animali estremamente costosi, quindi anche in questi giorni in cui siamo chiusi in casa e magari qualcuno particolarmente irrequieto le pensa tutte, lasciate perdere le agrias. Con questo ho finito la puntata di oggi, spero di vedervi la prossima volta, conto sempre di esserci anche domani. Un saluto quindi dal nostro Museo delle Farfalle e delle Falene, il Muffa, con 3 F.